Episodio numero 8. Impariamo gli scudi. Non così, amore. Non così, ma come stessi facendo molto. Così, guarda. Dentro, dentro, ok? Pronta? Il mio tentativo è quello di bloccare, di prenderla qua. Lei cosa fa? Metti il braccialetto, uno, poi anche l'altro, due. E poi allarga e va su lei anche. Vai, vai. Uno, due, allarga. Sì, e ti butti dietro. Allora, quindi avete visto l'esercizio che ho appena fatto con Sheena. In inglese è chiamato Pommeling. In sardo lo chiamiamo cadella sugoro, che vuol dire controllo del baricentro. Il movimento è fatto in questo modo qui. Si entra dentro le braccia avversarie per impedire all'avversario o al nostro praticante che ci afferri al bacino. Quindi praticamente con questo movimento qui recuperiamo la posizione di controllo. Fatto da un bambino logicamente è veramente difficile, ma è importante che inizino a capire questo movimento qua, che è utilizzato tantissimo nel wrestling e nella lotta libera, anche nella greco-romana. Ricordate di mandarci i vostri video, ragazzi, ci serve che partecipate a Impariamo gli Scudi per andare avanti. Più siamo, meglio è. Forza Scudi sempre! Ciao da Sheena! Ciao! E ciao da Mauro! Ciao ciao ragazzi, alla prossima!